Oggi, giovedì 23 aprile, in occasione della giornata internazionale del libro, Yolmi, una comunità di scrittrici e scrittori, intellettuali e giornalisti nata per promuovere la tutela del patrimonio culturale, lancia una iniziativa di lettura pubblica dedicata al valore della libertà di pensiero. Ascoltiamo in proposito il giornalista e scrittore agrigentino Carmelo Sardo. Ogni giorno e non soltanto il 23 aprile dovrebbe essere la festa del libro. Come diceva il grande Flaubert, non bisogna leggere per istruirci, ma per vivere soprattutto. Lettura e cultura sono punti fermi delle nostre libertà, libertà di pensiero, di coscienza e di conoscenza. Da un fatto di cronaca, la famigerata frana di Niscemi, è nata un'associazione fatta di scrittrici e scrittori, giornalisti e intellettuali siciliani. L'abbiamo chiamata Gli Olmi. Hanno un compito ben preciso gli Olmi: diffondere la cultura della lettura, tutelando le biblioteche, gli archivi, e lo facciamo in questa giornata speciale dedicata al libro, leggendo ciascuno di noi l'incipit di un romanzo potente, Fahrenheit 451. Era un piacere bruciare tutto. Era un piacere particolare. Veder le cose divorate. Annerite, trasformate. Quando prendeva la bocchetta d'ottone. Il gran serpente che sputava. Cherosene velenoso sul mondo. Il sangue gli batteva alle tempie. E le sue mani diventavano quelle di un fantastico direttore. Che esegue le sinfonie. Della fiamma e dell'incendio. Per ridurre in brandelli. La rovina carbonizzata della storia. Sulla testa, stolita, aveva l'elmetto. Con la cifra simbolica 451. E i suoi occhi fiammeggiavano. Di un bel colore arancio. Al pensiero di quello che stava per succedere. Azionato l'accenditore, fece esplodere la casa. In un fuoco devastante. Giallo, rosso e nero. Che illuminò il cielo della sera.